Ci troviamo con Carmen Pisano, guida turistica che stamattina ci ha accompagnato in un'escursione al Parco Archeologico Naturalistico di Savogaia. Sì, Buongiorno. buongiorno. Le impressioni che ha avuto nei confronti delle persone che hanno visitato il parco? Allora, le impressioni sono state positive anche perché, si trattava di un'attività esperienziale e le persone che in genere partecipano a questo tipo di attività sono delle persone che, cercano, un'esperienza e quindi anche una sensazione, un'emozione. S io spero di essere riuscita a trasmettere quelle che sono in realtà le mie emozioni rispetto al lavoro che facciamo e al Parco Savogaia, dove mi occupo principalmente delle attività legate all'ambiente del parco. In questo lavoro ho scoperto e sto scoprendo sempre di più delle informazioni e come si dice, delle emozioni anche che vengono dal fatto che, spesso e volentieri, troviamo questi luoghi, dove ci sono, degli alberi, ci sono dei boschi, e li guardiamo ma non li vediamo. Quindi quello che, ho cercato di fare nel mio piccolo è quello di mostrare quello che a volte non notiamo. Sono sicura che l'attività è piaciuta, spero che sia passato il messaggio che era legato a radici, al futuro e alla natura, perché il Parco Savogaia è anche sede del CEAS Sidi Marmilla come il museo ornitologico e all'interno, di queste attività noi cerchiamo di valorizzare e di promuovere attività che siano, di salvaguardia, di tutela, ma anche che ispirino un nuovo modo di vedere e vivere l'ambiente. Benissimo, ringraziamo Carmen Pisano per la disponibilità e per la visita di stamattina. Grazie, mi è piaciuto. Tantissimo.